Buonasera da Marco Angileri, benvenuti all'appuntamento con F Motori, il magazine settimanale con il motorsport in Friuli Venezia Giulia. Prima parte dedicata all'autocross con la presentazione del libro della mostra Autocross Faedis 1975-1982, storia di una pista di autocross friulana. Andremo a Faedis e poi seconda parte con uno dei piloti più rappresentativi della nostra regione nel mondo dell'enduro, anzi il più rappresentativa. Sto parlando di Lorenzo Macoritto, neopilota ufficiale TM, che quest'anno affronterà con la casa pesarese da pilota ufficiale i campionati italiani assoluti d'Italia, ma anche il mondiale di enduro. F Motori spazio la Dakar, la più dura e massacrante gara al mondo in off-road. Alcuni protagonisti della Dakar 2021 sono volti conosciuti in Friuli Venezia Giulia. Il vincitore Stéphane Peterhansel, lo chiamano Monsieur Dakar, sicuramente un nome che calza a pennello. Per diverse edizioni presente all'Italian Bahia, la gara pordenonese valida per la Coppa del Mondo. 14° successo del francese in questa corsa, è stato raccolto giorno dopo giorno, senza troppi strappi, in maniera inesorabile. Peterhansel, il cui unico rimpianto è l'aver gareggiato senza la moglie Andrea Maier, è ovviamente raggiante considerando che era andato alla Dakar 2021 per divertirsi. In realtà a questa frase nessuno ci ha mai creduto, il francese è piombato in Arabia Saudita per vincere, come ha sempre cercato di fare. L'unico ad aver avuto la possibilità di impensierire la Mini di Peterhansel è stato Nasser Al-Attiyah con la Toyota, il principe del Qatar, giunto al secondo posto alla Dakar alle spalle del francese. Ha scritto più volte il suo nome tra i vincitori dell'Italian Bahia. Per lui un rapporto particolare con la gara pordenonese e con l'organizzatore Mauro Tavella. Alla Dakar quarto posto per il polacco Jakub Prigonski, anche lui vincitore in passato dell'Italian Bahia. Tra le moto la vittoria è andata a Kevin Benavides, il 32enne di Salta nel nord dell'Argentina, il vincitore della Dakar 2021 in Arabia Saudita, appunto il pilota del team Honda Monster Energy Honda Racing ed è il primo argentino a riuscirci. Il 16° pilota ad aggiudicarsi il Rally Raid, per definizione la maratona motoristica più dura del pianeta. Benavides è arrivato ai rally in tempi relativamente recenti, fa parte di quel largo gruppo di entusiasti contagiati dalla diffusione del fuoristrada in Sud America ed in particolare proprio dalla Dakar, sbarcata in Argentina nel 2000 e ripartita 10 anni dopo dal Perù. Quarto posto per l'australiano Daniel Sanders, ricordiamo che nel 2017 ha esordito nelle gare in Europa sulle due ruote tassellate proprio a Lignano Sabbiadoro, agli assoluti d'Italia su KTM. Kevin Benavides. All'inizio degli anni 70 prese vita una specialità che nel giro di pochi anni divenne molto popolare, l'autocross. Sistemando una vecchia auto, ci si divertiva gareggiando su circuiti ricavati su prati e campi nelle periferie delle città e dei paesi. Era una specialità che ai piloti consentiva di partecipare senza spendere troppo e al pubblico di divertirsi a poca distanza da casa. Era un movimento molto genuino e spontaneo, che dava sfogo alla creatività degli appassionati di motori, dando loro il modo di preparare l'auto secondo le proprie possibilità e capacità. Con il nuovo regolamento entrato in vigore nel 1975, la CSAI, Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, diede validità sportiva a questo settore, che nel giro di poco tempo aveva ottenuto una notevole popolarità e partecipazione. In Friuli l'autocross nacque con la pista di Imponzo, nella prima metà degli anni 70. Il periodo d'oro probabilmente fu quello dalla metà degli anni 70 alla prima metà degli anni 80, con la presenza di numerose piste, Imponzo, Faedis, Villesse, San Bernardo, Godi e Bordano. Anche nel vicino Veneto le piste non mancavano. Così, oltre al campionato regionale, si riuscì ad organizzare anche un campionato triveneto. La Proloco di Faedis, capitanata dal presidente Michele Grando, ha realizzato un progetto da diversi anni nel cassetto. Autocross Faedis 1975-1982, storia di una pista di autocross friulana. Un libro di 250 pagine pieno di foto, articoli di giornale, documenti di gara, manifesti.
Inoltre nel centro davanti al municipio di Faedis è stata allestita una mostra dedicata alla storia dell'autocross Faedis, una mostra da visitare per tuffarsi negli anni 70 e rivivere i fasti di un tempo dell'autocross in Friuli. Michele, com'è nata questa idea di questa iniziativa legata all'autocross Faedis dopo tanti anni dalla chiusura di una pista che ha dato molto, che è stata uno dei punti di riferimento per l'inizio della specialità dell'autocross? Diciamo che era nel cassetto già da tanti anni, è partita nel momento in cui ci siamo resi conto che l'esperienza dell'autocross, della pista di autocross, rischiava proprio di essere dimenticata. Allora abbiamo iniziato a racimolare un po' di materiale e piano piano abbiamo elaborato questo progetto che ha come cuore il libro che abbiamo organizzato, e poi vicino ci abbiamo messo la mostra, abbiamo pulito un po' il percorso, abbiamo messo dei tabelloni che fanno vedere com'era la gara, come funzionava quella zona quando c'erano le gare di autocross, e così abbiamo cercato di ricordare quel periodo che adesso, che forse l'autocross non è più in voga, diciamo, come quella volta lì, però quella volta quando c'erano le gare a Faedis venivano migliaia di persone, e quindi era veramente un peccato che quell'esperienza fosse dimenticata. Qua a Faedis siete stati praticamente dei pionieri, c'è la possibilità di visitare questa mostra che è all'aperto, perciò facilmente raggiungibile, diamo un po' di riferimenti anche per chi ci segue da casa e vuole raggiungere e visitare questa mostra fotografica. Siamo qua davanti al municipio di Faedis, quindi è visitabile 24 ore su 24. L'idea è che una volta arrivati qua in centro a Faedis, visitando la mostra, poi si continui una camminata di 10-15 minuti nei boschi e si arrivi al circuito. Infatti l'ultimo tabellone indica proprio la strada e c'è tutto il percorso segnato con una segnaletica apposta che permette appunto di arrivare in tutta tranquillità alla vecchia pista, che ormai è diventato un bosco, però abbiamo cercato, insomma, ci sono ancora dei punti di riferimento, la vecchia torretta, la passerella, insomma è un po', insomma, un'archeologia autocrossistica. Una ricerca certosina di materiale per poter pubblicare un libro e chiaramente anche questa mostra. Quanto tempo avete dedicato a questa ricerca? Diciamo che è tutto partito 5-6 anni fa, è stato per i primi 2 anni, sono stati 2 anni di ricerche di fotomateriale di vario genere. Sono andato anche nell'archivio del Messaggero Veneto, ho cercato di risalire ai fotografi di quell'epoca. Purtroppo alcuni avevano perso il materiale, altri purtroppo non c'erano più. E poi il materiale che ho recuperato qua a Faedis da piloti, e poi per fortuna avevo anch'io materiale in casa, infatti mio papà era uno dei soci fondatori, e quindi mettendo tutto insieme sono riuscito a preparare il libro, che alla fine magari avrà dei limiti, però per chi non conosceva il periodo dà un'idea di cosa fosse l'autocross in quegli anni lì. Tanti si sono proprio emozionati a rivedere quelle immagini, alcuni hanno detto che si sono anche commossi, perché insomma erano comunque dei begli anni. Sì, c'era appena stato il terremoto, però come tanti mi hanno detto, io ero piccolino quindi ho ricordi un po' frammentati, però sì, c'era quella voglia di stare insieme, e le gare di autocross erano sempre un momento per stare insieme con la famiglia, e quindi questo lavoro qua ha fatto rivivere quei momenti che insomma sono stati piacevoli per tante persone. Tanto pubblico, era una bella novità, arrivavano veramente da tante zone, migliaia di persone, è una bella soddisfazione creare un movimento così importante. No, dava proprio soddisfazione, perché
non era uno sport pericoloso, e la gente si divertiva perché succedeva un po' di tutto. Erano dei pomeriggi proprio indimenticabili. Io ho avuto anche la fortuna di trovare lì nell'Ogni Steel il sponsor che poi aveva il camion e si caricava su anche 2 macchine e si faceva anche le trasferte, oltre a in Ponzo si andava a Falzè, a Spresiano, si andava giù a Villesse e si gareggiava quasi una domenica sì, una domenica no, si era sempre avanti. E poi da lì chi è partito con l'autocross ha fatto esperienze importanti, è passato anche ad altre specialità, perciò è stata una palestra importante per iniziare. Sì, sono tanti che hanno avuto anche successo perché hanno proseguito, però i costi erano tanto alti, perché poi sono venute fuori nuove regole, nuove disposizioni, era sempre più dura. Noi qui nel piccolo si faceva quello che si faceva, ci accontentava, ecco. Quasi ogni sera avevamo amici qua meccanici e si andava giù dopo l'orario loro, e là magari fino a mezzanotte, l'1, 2, si faceva le modifiche, le prove, si preparava la macchina perché la domenica si doveva partire, no? Funzionava così. E della tua vettura di quel tempo cosa possiamo dire? La mia è stata un'esperienza. È arrivata questa macchina qua, è una macchina polacca, la DKW, è un 2 tempi, 2 cilindri, aveva un rumore particolare, sembrava un cane che abbaia quando correva, era una soddisfazione sentirla. Alfa Motori, in questa seconda parte salutiamo Lorenzo Macorito, buonasera. Ciao a tutti. Allora Lorenzo, partiamo da un dato importante: hai conquistato il titolo italiano junior una ventina di giorni fa, e qua già una bella notizia. Un'altra bella notizia che diamo, perché proprio di questi giorni entri in un team ufficiale con TM, questo è un po' a coronare i tanti sforzi di questi anni, ma soprattutto ottime opportunità per correre, vincere e continuare, come è stato anche in questo periodo con le gare anche a livello mondiale. Allora, torniamo indietro di 20 giorni, il successo nel campionato italiano, bella soddisfazione, pochi mesi tutti condensati, una grande vittoria. Sì, dai, era tanto tempo che cercavo di portare a casa questo titolo italiano nella classe junior, erano già 2 o 3 anni che ci tentavo, quest'anno finalmente ci ho creduto fin dall'inizio, mi sono impegnato tantissimo, arrivavo da una stagione che mi sono dovuto fermare e all'inizio non è stato facile perché riprendere il passo e tutto è stato difficile, poi ho visto che riuscivo ad andare bene, ho ritrovato confidenza con la moto e tutto, ho fatto 2 weekend bene, ho detto boh dai è fattibile, e allora ci ho provato, ci ho creduto fino alla fine e sono riuscito a vincere l'italiano, dai. Così sembra tutto facile, però sei arrivato a un certo punto di questa tua carriera, sei ancora giovanissimo, ricordiamo classe 1999, però dopo la rottura dei legamenti non si sa mai cosa fisicamente puoi ritornare, è vero? Sì, infatti subito dopo l'operazione ho detto sarà normale dai che sto facendo così tanta fatica, poi ho cominciato a salire in moto, visto che sì, la velocità non l'avevo persa, comunque il fisico e tutto, e magari il colpo d'occhio, il ritmo gara, perché anche se magari vai forte in allenamento, arrivi in gara è tutto diverso, perché c'è l'agitazione, c'è l'ansia e tutto. All'inizio ho fatto fatica, infatti, però dopo sono riuscito a convincermi che ho visto che con i sacrifici e tutto il lavoro paga, allora ho detto dai, ormai che ci siamo, abbiamo fatto tanto e sono arrivato motivato alle gare e comunque sono riuscito a rialzarmi, dai.
E il prossimo anno dunque entri nel team TM, il team ufficiale, questo è un passo molto importante. E tra poco sceglierai anche la moto, resterai comunque sempre nei due tempi che ti hanno portato bene in questa stagione. Sì, dai, no, io col 2,5 due tempi. Allora, l'anno scorso avevo iniziato col 300 due tempi, però non mi trovavo tanto come stile di guida perché il 300 bisogna guidarlo un po' sotto coppia, invece a me mi piace una moto, mi piace far cantare la moto, come si dice, e allora il 2,5 è un po' la moto che preferisco. Adesso nei prossimi giorni andrò a provare o il 2,5 due tempi o il 300 TM, due tempi sempre, e vedremo, sceglierò quella che mi piace di più perché anche il 300 TM dicono tutti che van bene. Quest'anno comunque, parlando di mondiale, non è andata male perché hai fatto dei podi, mi sembra Francia, ma anche Portogallo, perciò questo Sì, è già un dato sì. importante confortandoti con i migliori piloti al mondo. Sì, allora il mondiale è un po' molto diverso dagli assoluti perché al mondiale il ritmo gara, anche in trasferimento, le prove speciali sono abbastanza tirate, sono molto tecniche, quindi cioè, ci vuole un po' di esperienza. Essendo il mio primo anno di mondiale, comunque sono riuscito a prenderla con una filosofia non per vincere, perché non era, cioè, per vincere bisognava avere un altro passo. E allora comunque qualche gara sono riuscito a difendermi bene. In Francia ho vinto della Junior 1 e della Junior Generale, ho finito nei primi 4, e anche in Portogallo, lasciando stare il primo weekend che è venuto giù il disastro e io sotto la pioggia faccio un po' di fatica, però il weekend dopo nell'asciutto sono riuscito a difendermi bene, anche lì sono andato a podio. Tu hai fatto vedere di andare forte già agli assoluti d'Italia dalle prime gare, diciamo a settembre, perché andavi fortissimo, hai fatto anche delle assolute, mi sembra, in qualche tappa degli assoluti d'Italia, perciò questo hai dimostrato di andare veramente forte. Non ricordo dov'era, dove appunto hai staccato il miglior tempo in assoluto mettendo dietro i campioni del mondo, a tutti gli effetti. Sì, no, era... Allora, l'assoluta mi sembra di averla fatta il primo weekend degli assoluti e anche il secondo prima a Pontremoli e poi a Carsoli, tutti nei fettucciati, che riuscivo, non so come mai, io non ero un amante dei fettucciati, dei cross test, però con questa moto riesco a trovarmi bene anche nei fettucciati e dai, no, comunque è stata una bella soddisfazione, infatti quello lì mi ha tirato su tanto il morale. E poi sei andato non forte, fortissimo a Bibione, una gara, soprattutto quella del sabato sera, era una gara di motocross sulla sabbia, però hai regalato veramente lo spettacolo al pubblico presente, hai letteralmente volato sulla sabbia per tutta la serata, è stata una bella avventura assieme a tutto il tuo team del Motoclub Manzano che ti ha sostenuto e mi immagino continuerà a farlo anche per il prossimo anno. Sì, sì. No, allora, gara di Bibione, comunque io ho un debole per la sabbia, mi è sempre piaciuto e anche tutti gli allenamenti che organizza il Lignano, organizzava il Bibione, ho sempre partecipato perché girare sulla sabbia mi piace. Poi la gara di Bibione vicino a casa e tutto, la sera il motoclub mi aveva invitato, allora ho detto dai andiamo a divertirci e dai ormai che c'ero ho fatto un po' di spettacolo, potevo anche stare un po' tranquillo, però ormai che ero lì tanta gente, dovevo fare spettacolo e comunque è stato un bel weekend, dai. Hai già un'idea, ovviamente, campionato italiano assoluti d'Italia, poi il mondiale enduro, quali tappe le farai tutte o meno? Allora, il campionato agli assoluti d'Italia, avendo vinto quest'anno la classe junior, prossimo anno passo coi grandi praticamente, in base alla moto che che sceglierò farò o la E1 o la E3, quindi anche lì un grande passo in avanti. Ovviamente sarò il più giovane in quella categoria e comunque cercherò di dare il massimo e io punterò sempre a vincere comunque. E invece al mondiale farò la junior, in base anche lì junior 1, junior 2, ma alla fine quello che conta è sempre la junior generale che il prossimo anno darò il massimo anche questo periodo qua di invernale per arrivare alle prime gare pronto per affrontare tutto il campionato del mondo al 100%, ecco, dando il massimo. Allora, dopo la doppia tappa portoghese si è concluso il mondiale, adesso svernerai, come continuerà la tua preparazione? Perché non starai sicuramente con le mani in mano, immagino.
No, infatti io finito il Portogallo praticamente non mi sono fermato perché non riuscivo a star fermo tutto il giorno, e comunque adesso si fa magari qualche corsetta, un giro in bici, ma sempre tranquillo per staccare un po' cioè staccare dalla moto. Infatti è 3 settimane che non uso la moto perché ne usiamo talmente tante in tutto l'anno che almeno 3 settimane bisogna farsi tornare la voglia di andare in moto, di allenarsi e tutto. Adesso questo periodo qua faremo molta più palestra per fare fondo per il prossimo, per quando ne avremo bisogno, ecco. Poi vai forte anche in bici, mi dicevano, ho letto da parte dei tuoi compagni di squadra del Team Boano, è vero? Sì, dai. Soreca mi sembra che hai detto che vai molto forte in bici. In bici io vinco di cuore, di testa, perché anche se non ho il fisico per andare in bici, in salita do tutto, costo anche se sto per svenire, ma devo dar tutto, e infatti loro scoppiano perché vedono che non riescono a prendermi e non riescono a capire come mai, e comunque no, in bici no, mi piace andare, mi diverto e per quello vado bene. Senti, il primo pensiero quando poi c'è stata questa opportunità di entrare in un team ufficiale come quello TM, quando poi sei stato scelto, anche perché effettivamente poi dal Team Boano c'erano anche altri piloti, però è una bella soddisfazione, ma anche e soprattutto ti fa rendere conto, immagino in questo caso, che la stagione è andata bene, ma soprattutto perché hai rincorso con grande determinazione questi tanti risultati che poi hai ottenuto, perciò te la sei guadagnata con il lavoro, con il sudore, con tanta fatica. Sì, no, sono contento che, vedi, il lavoro paga sempre, quello che mi ha sempre detto anche Jarno e i miei genitori, mio papà, mia mamma, che di non mollare, di dar sempre il massimo, che vedrai che verrai sempre ripagato. E no, comunque mi ha fatto questa proposta Jarno, pronti via, e allora io ho detto aspetto, ovviamente aspettavo altre proposte, comunque ho scelto di rimanere con Jarno perché sta credendo in me, e sono contento di questo. Beh, spieghiamo a casa che Jarno Boano ultimamente è quello che ha scoperto Freeman, Holcomb, che sono gli attuali 2 campioni del mondo, perciò li ha scoperti, che poi non erano quasi degli sconosciuti a tutti gli effetti, li ha fatti correre, li ha coltivati, e questo è un risultato, perciò se ha visto in te il futuro vuol dire che siamo in buone mani. Appunto per quello, visto che Jarno ha insistito tanto per tenermi, mi ha fatto piacere, allora mi ha fatto capire che crede in me e io gli sto dando fiducia, lui mi sta dando fiducia e io gli sto dando fiducia. Adesso io darò il massimo da parte mia, so che loro faranno il massimo da parte loro, preparandomi la moto al top, dandomi sempre tutto, e questo ti fa arrivare alle gare con un'altra mentalità, con la mentalità dei vincenti, cioè pronti a dar tutto. Grazie Lorenzo, bellissime parole, ovviamente adesso ti riposi, poi ti aspettiamo il prossimo anno sempre più agguerrito a portare a casa risultati importanti per il Motoclub Manzano, ovviamente, Speriamo. ma per tutti noi amanti delle 2 ruote tasselate dell'enduro del Friuli Venezia Giulia. Grazie e buona serata. Grazie, ciao a tutti. Nero